non troppi anni fa, in un piccolo paesino che forse tanti metri non dista poi da qua. Due valdi giovani lavorando giù nei campi ridevano d'un uomo che vedevan passar. Lui di nascosto attraversava il canale, convinto che nessuno lo potesse osservare. Chi più spende meglio spende, lui lo sapeva bene, dalla donna più costosa si faceva lietare. Così un bel mattino gridarono tra le viti: facciamogli uno scherzo, facciamolo al maiale. E tagliarono alla base il vecchio tronco di quel pioppo che adagiato tra i due argini portava al di là. E sì, martedì sera come ogni martedì, colmo d'emozioni tra le frasche camminava quell'uomo avvinazzato di lucciola e gilet, attraversava il fosso per la donna più pagata. Sarà per mala sorte o per il ghigno di un dio, quell'uomo ebbe da fare nella serata prenotata. Così la dolce donna, puttana per passione, sostituì il cliente con quello lì del mezzodì. Avrei voluto essere lì in riva al fosso con le rane, per rider delle facce di quei giovani atterriti, scoprendo che quell'uomo che nel fosso s'agitava aveva proprio l'aria di essere suo papà. Voluto essere lì in riva al fosso con le rane, per ridere delle facce di quei giovani atterriti, scoprendo che quell'uomo che nel fosso s'agitava ormai non c'erano dubbi, era proprio suo papà.